bisogna dire come questo 28 di aprile passa di 2 secoli fa che è intro di questa chisinara tassarda rivoluzione. Dal 1793, dalla data del sbarco, sul tentativo di sbarco dei sol francesi, portatori delle idee giacobine, su questi stati sul 1796 sul fallimento della rivoluzione angioiana. Ecco, intro di questa campitura, nos arriva assume tutto un altro significato. Che noi vediamo come questi personaggi, queste persone che entrano in questa storia, sono rappresentative, scontano prosenematessi, ma poi noi le interpretiamo come un conto in cui dal punto di vista della storia sarda noi possiamo allargare e leggere una storia metà vasta e metà manna. E io penso che sia questo uno dei suoi compiti importanti della ricorrenza del 28 di aprile, casi no, ecco. Gli studenti la intendono come una dia di vacanze, sono come un avvenimento che, insomma, ne schimos o non ne schimos, però anche in maniera che questa cosa entra in questo che si narra lo sentesso, no? Lo sentidos, la mente e sul coro dessa sente, bisogna stare a desicchire a scavare, anche in maniera che in questi scavi intervenga si scola. Però anche gradualmente questa storia è una materia di studio che poi scopriremo cose al metas interessanti e vediamo che in fondo noi siamo ormai diversi come storia della sarda che è capitata in altre due.